L'autore o l'autrice di un libro, un artista o un determinato spettacolo. Sono questi generalmente i motivi di interesse quando si sceglie di partecipare a un determinato evento all'interno di una manifestazione. Il luogo in cui è, quasi sempre, è in secondo piano, se non per valutazioni prettamente logistiche. Pur essendo secondario, però, è tutt'altro che ininfluente e festival diffusi possono permettere di valorizzare posti poco conosciuti o far sì che luoghi di pregio abbiano un'influenza positiva sull'evento. È il caso ad esempio del Festival letterario Umberto Fracchia a Casalza Ligure. Per la maggior parte si è svolto nel centro della città, ad esempio l'auditorium di Villa Sottanis e Piazza Unicef, ma ha anche sfruttato dei luoghi legati al letterato che dà il nome alla rassegna. Uno di questi è il Mausoleo Fracchia, monumento dedicato alla famiglia dell'autore, ma anche il giardino e la casa di Fracchia a Bargone. Questo spazio per fare delle mostre è meraviglioso, è stupendo. Dunque, Villa Fracchia a Bargone dovrebbe essere utilizzata per fare delle esposizioni tutto l'anno. È bellissimo, è ideale. È un posto meraviglioso fuori, in esterno e dentro per le luci. La luce che entra è ideale per le esposizioni, per fare delle esposizioni. L'appartamento, che come stile è una casa padronale rurale del Seicento, conserva molte memorie di Fracchia e ha ospitato la mostra di Monica Leonardo, artista che dipinge soprattutto elementi naturalistici. E dunque il mio discorso artistico si lega proprio a un ritratto totale, perché ogni opera è un autoritratto per me, e il ritratto della natura, dunque ogni fiore, ogni cosa che mi ispira, che vedo, fotografo e poi entra nei miei quadri, un ritratto delle persone che incontro con le quali si crea quasi sempre un rapporto affettivo e dunque li inserisco nei miei quadri a volte in piccole dimensioni. Casa Fracchia era stata acquisita dal comune di Casarza circa 3 anni fa, proprio per essere un luogo di interesse culturale.